Salve, buongiorno a tutti, ben ritrovati, è tanto tempo che non facevo una live, penso che arrivi l'audio. Buongiorno, Userid 60, buongiorno. È tanto che non facevo una live, poi volevo configurare pure una cosa in più qui sulla destra, ma non ci sono riuscito con OBS, anche perché io avvio subito il programma, non ci metto quasi neanche più le mani. Sto seguendo tanti progetti che vedremo prossimamente sui miei canali e sto cercando anche di risolvere i problemi con Facebook, che ogni volta che cerco di attivare una diretta poi mi blocca l'account e per 15 giorni mi blocca le dirette. Ogni volta che ne attivo una me la fa partire e poi dopo un paio di minuti mi blocca, non lo so perché. È qualche cosa legato all'autenticazione a due fattori, boh. Qualcosa sulla sicurezza. Allora, oggi una live molto veloce, oggi è 17 marzo 2022, un giovedì, un tranquillo giovedì. Ieri ho fatto la terza dose di vaccino, quindi oggi mi sembra che vada tutto abbastanza bene. Questo è il pacco che ci accingiamo ad aprire, provenienza Amazon. È un pacco che mi è arrivato una decina di giorni fa circa, l'ho tenuto da parte in attesa di avere un attimo di tempo proprio per dedicare alla diretta e all'unboxing insieme a voi. Ripeto, non ho preparato nulla perché anche questa diretta, come tutte le mie dirette, è stata improvvisata, questa volta ancora di più perché ho visto che mi si era fatto tardi, è mezzogiorno e un quarto in questo momento e quindi ho detto vabbè, se non la faccio adesso poi non la faccio più, mi tocca rimandarla un'altra volta. Allora, questo è il pacco, come vedete, gigante di Amazon. Andiamo a vedere subito cosa contiene. Coltellino rosso, fedelissimo coltellino rosso che viene sempre usato per aprire i pacchi che mi arrivano. Allora, coltellino rosso anche di qua. Ok, l'abbiamo fatta. E poi lo tagliamo per lungo. Vediamo un po' se posso evitare. Sì, evitiamo di tagliarlo per lungo. Coltellino rosso lo rimettiamo a parte. Eccoci qua, guardate. Ok, abbiamo aperto. Come avrete letto, mettiamo via questa scatola. Eccoci qua. Qui c'è la solita etichettina di Amazon. Vediamo un po' cosa contiene. Sì, è lui. Allora, questa etichettina facilmente staccabile, la stacco, la attacco temporaneamente lì perché poi vi faccio vedere. Penso sì, stavano qui dietro. Scusate, sto cercando. Sì, ecco qua. Ok, poi dopo vi faccio vedere quello che cos'è. Allora, questo è ciò che dobbiamo aprire. Con questo io posso dire di aver, diciamo, completato diciamo, una collezione di album in studio e anche non, perché ho anche parecchi live di un artista molto molto famoso italiano. Ok? Quindi andiamo a sballare, andiamo a vedere chi è questo. Ovviamente apertura facilitata di Amazon, basta seguire le frecce iniziando dal pallino e i pacchi di Amazon si aprono facilmente. Guardate un po' di chi parlavo, di lui, Vasco Rossi. Eccoci qua. Io già ho sballato, c'è tra le mie dirette bollicine e con Alba Chiara, questa è una ristampa di una ristampa di una ristampa di una ristampa. Io, questa per esempio, vedete, questa stampa di ristampa di ristampa di ristampa, qui dietro ovviamente, essendo questi dischi rigorosamente originali, stampati
con tutte le autorizzazioni del caso, quindi ripagata SIAE e tutto il resto. Questa è l'edizione 2022, infatti come se fosse un libro vengono ristampati più volte i libri negli anni a seconda anche del successo di vendite che hanno. Anche i vinili questo l'hanno ristampato mi sa un sacco di volte, perché io sia alla discoteca laziale, in altri negozi di dischi, ma anche su Amazon, almeno 2 volte l'anno l'ho sempre ritrovato questo, e infatti non l'avevo ancora preso proprio perché ho visto che si trovava abbastanza facilmente. Ovviamente andavano esaurite le copie, lo ristampavano e io allora a quel punto avrei potuto ricomprarlo. Ho approfittato adesso che ultimamente, come avete visto, non sto più acquistando tanti vinili come era prima, mi sono levato tanti altri sfizi di altra musica che mi premeva di più avere, e poi adesso è arrivato il momento anche suo di questo bellissimo album di Vasco Rossi, tra l'altro in edizione speciale perché il vinile è verde, è un'edizione limitata. Allora riparliamo un'altra volta. Qui dice edizione limitata colore verde, ok, edizione limitata colore verde. Questa è un'edizione limitata non numerata, vuol dire che ne avranno fatte, non lo so, 1000 copie, 2000 copie, quelle che sono. Non le hanno numerate, quindi non è limitata numerata. Quelle che hanno stampato, quelle vendono. Ovviamente andando a fare una ricerca su internet si sa quante ne hanno stampate di queste, ma non sono numerate, quindi non è diciamo la copia associata a un numero di copia. Loro ne hanno stampate un tot, le hanno date in giro, ne hanno date un po' ad Amazon, un po' ai vari rivenditori di dischi fisici, quindi ai vari negozi sparsi nelle varie città. C'è anche a Firenze il Move On, molto molto bello come negozio di dischi, che tratta parecchi dischi, tutti quanti in edizione, chiamiamola particolare, cioè hanno diversi picture disc, marbled disc, colored disc, come questo qua che è un verde. Al Move On trattano parecchio i dischi in edizione speciale, ok? Quindi questa è un'edizione limitata di colore verde, ok? Ed è uscita appunto sui diritti che li detiene la Sony Music. C'è scritto che è stato ristampato nel 2022, quindi quest'anno. È uscito diciamo da poco questa ristampa di Vasco Rossi. Diciamo che come stampa della copertina non ci possiamo lamentare. Io non so più che cosa fare. Fegato fegato spappolato, famosissima. Sballi ravvicinati del terzo tipo. Per quello che ho da fare faccio il militare. Questo era il lato A. Il lato B riprende, fa il reprise di per quello che ho da fare faccio il militare. Poi c'è la strega, poi c'è Alba Chiara, ovviamente, che dà il titolo all'LP, 15 anni fa. E poi vabbè, questo è l'LP di Vasco Rossi, Alba Chiara. Questi brani erano già stati pubblicati in un altro LP, io adesso così a memoria non mi ricordo quale. Comunque era un disco da avere, da aggiungere alla mia collezione. Se andate a cercare nei video che ho già pubblicato, voi troverete anche che ho fatto vedere tutti i vinili della mia collezione riguardanti solo ed esclusivamente Vasco Rossi. Diciamo che negli anni 90 io li compravo i vinili di Vasco Rossi, ma non tutti, diciamo. Avevo, mi ricordo, Liberi, San Siro, Fronte del Palco Live, erano i più famosi che uscirono negli anni 80-90, diciamo fine anni 80, quando io anche facevo il DJ, e questi dischi di Vasco me li dovevo portare anche ai vari eventi di cui andavo a fare il DJ, perché molti brani me li chiedevano o a inizio della festa o dopo la torta, o diciamo dopo la torta c'era anche un po' di latinoamericana, però poi diciamo la festa scemava, andava sul finire, e magari dopo anche i balli di gruppo, chiamiamoli così, del latinoamericano e queste cose qui, andavano anche un po' di musica italiana,
e qualche brano di Vasco Rossi veniva sempre buttato in mezzo. Ciao Mirko! Ciao Mirko! Lo so, Vasco e Vasco. A me, come sapete, piace tantissimo la musica italiana, sapete che piace tantissimo la Italo Disco 80, e poi ovviamente tutta l'altra musica, perché no? Poi partendo appunto dalla fine degli anni 70, io tra l'altro sono del 74, quindi diciamo seconda metà degli anni 70 che ci sono cresciuto con la musica che ascoltava un po' mio padre, poi negli anni 80 che l'ho vissuti appieno, gli anni 90 anche, diciamo che fino al 95-96, tutta la prima metà degli anni 90 l'ho vissuti appieno, e poi c'è stato un po' quando ho cominciato poi a lavorare, la musica è stata messa un po' in secondo ordine, in secondo piano rispetto a tutti gli altri impegni giornalieri, e quindi anche i primi anni 2000 a me mancano tutti, tutto quel periodo musicale di là, dal 96-97 fino a, ecco, a tutti gli anni 2000, 2010, fino al 2010 eccetera. Poi ho ricominciato a collezionare i vinili, ma in quel periodo però ho continuato a collezionare i CD che all'epoca invece andavano per la maggiore. Nel 2016-2017 c'è stato un boom di nuovo del vinile e da quel momento poi ho ricominciato a collezionare vinili. Allora, quello che farò prossimamente, quindi mi dovrete, diciamo, se vi va, se siete invitati a seguirmi, è finalmente l'archivio dei miei vinili, dei miei circa 6.000-6.500 vinili dovrei avere, più che diciamo a grandi linee, perché non li ho più contati. Voi sapete che io ho un archivio che risale a quando avevo il 64, agli anni 90, sono circa 2000 e 2500 vinili mi pare, i primi 2500 li avevo organizzati col Commodore 64, poi passai ad Amiga, ci furono un po' di problemi. Ora questo archivio sono riuscito a recuperarlo e a metterlo su Excel, però è un archivio molto semplice, c'è il numero del disco, perché io l'ho fatto vedere più volte, i miei vinili hanno tutti il numeretto, diciamo qui c'è un numeretto, tutti i miei vinili, quelli vecchi diciamo, e che corrisponde poi ad artista, titolo, tipo del disco, se è un 33 giri, se è un mix, oppure se è un LP, se è un picture disc, se è un colored vinyl, diciamo c'era questa colonna, e poi basta, insomma, c'erano queste poche informazioni, perché all'epoca con poca memoria a disposizione non si potevano aggiungere troppe colonne, troppe informazioni, però erano quelle che a me interessavano. Io ci misi il numero del vinile, artista, titolo del disco, la tipologia del disco, e basta. Adesso io dovrò riprendere in mano tutti i miei vinili, anche quelli vecchi, perché vorrei fare un bel archivio su Discogs. Una volta fatto un bel archivio su Discogs, così ho diciamo una panoramica e ho anche tante altre informazioni in più che prima non avevo. Quindi, avendo io un account Discogs da diversi anni, da 5, 6 anni, ho contribuito anche al database Discogs, inserendo dei dischi che mancavano nel database mondiale di Discogs. Allora inizierò a mettere tutti i miei vinili, ovviamente me li metterò anche su Excel, magari prendendo anche delle informazioni da Discogs, per esempio l'anno di pubblicazione di un disco, perché su Discogs una cosa molto molto bella è che, andandoci a mettere il codice a barre che c'è sopra quasi tutti i vinili, quindi andando a mettere questo codice, praticamente ti tira fuori tutte le informazioni riguardo a quel disco. A me interessa soprattutto aggiungere anche diciamo l'etichetta, come in questo caso che è Sony Music. Sony Music, mi interessa aggiungerci l'anno non mi interessa, non so se farò addirittura un archivio talmente dettagliato da metterci anche i brani che sono compresi dentro a quell'album, non penso proprio, però mi piacerebbe metterci l'anno in cui è uscito, magari anche l'anno
della prima uscita del vinile, quello magari lo vedo pure sopra la copertina. Questo per esempio è del 1984, la prima uscita, pubblicato la prima volta nel 1984, e questa versione particolare del 2022, e c'è scritto tutto quanto sulla copertina, mentre invece diciamo, con il codice a barre magari ci si possono mettere anche altre informazioni. Magari se riesco a trovare facilmente, perché ci sono diversi siti e non tutti i siti hanno tutti quanti i vinili, per sapere la tiratura pure di copie che ne sono state stampate. Magari quella sarebbe un'altra informazione molto, molto interessante. Bene, io non volevo fare una diretta troppo lunga, quindi vi ringrazio di avermi visto. Abbiamo sballato insieme, acquistato ovviamente, non ve l'ho detto, questo ovviamente è stato acquistato da Amazon. Allora io vi invito tutti quelli che mi seguono a cercare su Telegram o su Facebook il gruppo che si chiama Il Mondo del Vinile. Trovate anche il mondo del vinile.it, che è il sito internet, ma sul gruppo Telegram e Facebook troverete tutte le novità che sono su ordinazione, cioè tutto ciò che deve ancora uscire. Su questi due gruppi, quindi sia su Telegram che su Facebook, io vado ad inserire dei vinili, nella maggior parte dei casi, che ancora non sono usciti, che vanno quindi presi con la sicurezza del prezzo minimo garantito. Cioè il prezzo minimo garantito significa che voi, se ordinate un vinile che dovrà uscire tra un mese, per esempio, se durante questo periodo, da quando voi l'avete ordinato a quando effettivamente esce e viene messo in commercio il vinile, questo articolo viene messo in offerta, voi lo pagherete il minimo a cui è arrivato di prezzo durante quell'intervallo di tempo. Ovviamente invito tutti quanti anche a visitare renijstore.it per quanto riguarda la musica, classe74.it è un bellissimo sito. Tutti questi hanno anche sia legolando.it, Star Wars Store, hanno anche i canali Telegram e ci sono delle pagine Facebook, quindi diciamo è un lavoro molto articolato che sto portando avanti. Quindi se vorrete visitare i miei siti www.legolando.it, www.starwarsstore.it, Renij Store che sta passando adesso in sovraimpressione, troverete degli articoli molto interessanti selezionati da me che vengono venduti direttamente da Amazon. Ok? Allora io vi ringrazio per essere stati con me diciamo questa mezz'oretta, questi 20 minuti diciamo così, di questo giovedì mattina, è quasi ora di pranzo, mezzogiorno e 32, oggi è 17 marzo 2022, vi auguro a tutti un buon proseguimento di giornata, un saluto da Renij e alla prossima diretta. Registratevi sul sito e attivate la campanella perché io non so quando andrò in diretta, so di per certo che devo acquistare un altro vinile che però uscirà a maggio, quindi figuriamoci un po', lo compro adesso anche perché ci sono degli sconti attualmente e mi arriverà però a metà maggio, quindi tra 2 mesi. Continuate, quello che vi consiglio io, ad acquistare i vinili parecchio tempo prima, così da poter risparmiare anche qualche soldino. Ok, grazie a tutti, buon proseguimento di giornata. Ciao!